130 lavoratori più una ventina di rappresentanti della FIOM-CGIL del Veneto e di Milano, una pattuglia nutrita per il presidio organizzato da FIOM-CGIL davanti al consolato della Repubblica Cinese a Milano. A motivare la protesta in vista del tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico convocato per martedì prossimo la riduzione dei volumi produttivi annunciati dalla Wanbao ACC, che potrebbe preludere a un nuovo ridimensionamento del personale e alla perdita della produzione in favore della trasformazione a semplice ufficio commerciale della casa madre cinese al servizio del mercato europeo. La rappresentanza sindacale è stata ricevuta dal console Xiao Fang Li, responsabile del settore economico e commerciale. Non ho il potere di intervenire direttamente perché è cambiato il rapporto fra lo Stato cinese e le aziende che oggi sono più autonome, ha detto il console, che però ha assicurato di attivare tutti i canali diplomatici per portare la voce dei lavoratori nelle giuste sedi. Il console Li si è stupito della presenza dei lavoratori al sit-in. In Cina non è usuale che i lavoratori si fermino per protestare e ha riferito come non ci sia motivo di creare tensione sociale visto il clima di collaborazione fra il governo italiano e quello cinese. Il colloquio è stato positivo, commenta il segretario della FIOM-CGIL di Belluno Stefano Bona, e il buon ritorno mediatico ha consentito di far conoscere la preoccupazione dei lavoratori oltre i confini provinciali. Ad accompagnare i lavoratori il segretario provinciale della Camera del Lavoro Mauro De Carli e il sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa. Sono solidale con la scelta dei lavoratori di andare con un ennesimo sacrificio a Milano sotto la sede del consolato cinese perché in effetti la proprietà non è una normale multinazionale ma è totalmente controllata dalla municipalità politica cinese, dice l'assessore regionale alle politiche del lavoro Elena Donazzan. Martedì 24 a Roma, tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico.